possibilità di cambiare. In fondo anch'io posso dare il mio piccolo contributo e girando tutto il Veneto sto scoprendo che c'è un partito, ci sono dei partiti che non la pensano come la maggioranza, ci sono delle persone che vogliono cambiare, che vogliono esserci, che vogliono non lasciare in mano questo Veneto alla Lega. Il Presidente del PD vi parlerà dell'illegalità relativa a questo decreto. Io voglio dirvi della illegalità che viene perpetrata quotidianamente nel nostro Veneto. È l'illegalità di chi dice e non fa, di chi racconta cose che non ha fatto e nasconde quello che il Veneto non ha avuto. Ci parlano ogni giorno del federalismo. Vi faccio una battuta che non è mia, ma è di Flavio Zanonato. Ogni volta che chiediamo qualcosa, che li rimproveriamo di quello che non hanno fatto, ci dicono ma ci sarà il federalismo. E scusate la citazione, e per Taranto, e per Palermo, e per Catania, e per Roma, il federalismo è già arrivato? Noi